Benvenuto alla Taverna, Friuli Wines, il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young, l'host. Salve amici di Vini Friulani, sono Wayne Young e ho imparato una cosa nella mia vita. Ho imparato che quando si sbaglia devi ammetterlo, deve essere un uomo e deve essere abbastanza maturo per dire ho sbagliato, ho fatto una cazzata. E questa settimana ho visto che ho fatto una cazzata, ammetterlo. Quasi un anno fa, stiamo parlando di maggio di 2022, ho registrato una bellissima podcast con Serena e Ornella Venica, di azienda Venica Venica. E per qualsiasi motivo, non posso spiegare, ma per qualche motivo non ho mai pubblicato. È stato perso tra delle altre puntate, forse tra i momenti di spostare il podcast fuori dalla casa di Robbie e dentro il Tasting Academy di Colli Orientali, ma non lo so cosa è successo. È venuta questa settimana questa idea di ma dov'è il podcast di Venica e Venica? E l'ho trovato, oh mamma mia, l'ho perso, ho dimenticato di pubblicarlo. Per questo motivo lo pubblico adesso, anche se è un po' in ritardo. È una bellissima puntata, una puntata abbastanza lunga, per questo motivo ho fatto due parti di questa conversazione con Ornella e con Serena. La prima parte, questa parte qua, parliamo un po' della storia dell'azienda, Venica e Venica. Parliamo anche di questo progetto della bilancia di sostenibilità che l'hanno fatto, che solitamente fanno solo aziende molto molto grandi. Si può anche andare a venica.it a scaricare questo bilancio di sostenibilità, è un progetto molto importante, molto interessante. Allora, senza far aspettare neanche un altro momento, andiamo avanti con la prima parte di questa bellissima conversazione con Ornella e Serena Venica. Ok, buonasera a tutti quanti qui su il podcast di La Taverna Friuli Wines. Io sono Wayne Young e sono contentissimo di avere uno dei miei produttori qui in Friuli preferiti da tutti i tempi. Voglio prima introdurre per la prima volta in lingua italiana, mi pare, no? Assolutamente la prima volta. Esatto, la mia bellissima co-host Natalie Benlolo. Buonasera Natalie. Buonasera a tutti. Come stai? Bene, contenta di fare questa prova in italiano. Quindi imparerò anche più termini che sono più abituata in inglese, ma ci prova. Ci prova. Come ospiti stasera abbiamo Ornella e Serena Venica dell'azienda Venica Venica. Buonasera. Buonasera Ornella. Buonasera Serena. Ciao Wayne, ciao Natalie. Ciao. Veramente un piacere di averti qua stasera. Veramente è un onore per me perché non solo sono i vini buonissimi, e Ornella sa perché ogni volta che vado lì gli scrive qualche piatto con cui ha abbinato dei sushi con malvasia o qualcosa, però Ornella è anche stato il mio allieva di inglese, Vero. ma tanti anni fa. Il mio inglese, mi spiace, è migliorato, ma non è sufficiente per sostenere una conversazione in inglese di un'ora come faremo questa sera. Grazie per aver pensato, io dico, alla famiglia Venica e averci voluti qui, e noi siamo veramente molto felici di raccontare la nostra famiglia al pubblico, io dico, della osteria e di questo bellissimo posto carico di atmosfera, un posto dove il vino va incontro al consumatore, e questo secondo me è veramente bello. Questo è il nostro scopo, di portare le storie delle aziende, delle persone, e non solo i vini, perché i vini sono bellissimi, però deve essere
un'anima dietro di questo. Solitamente una famiglia come la vostra, potrebbe essere solo una persona, potrebbe essere una compagnia grande, però comunque c'è sempre una storia indietro. E allora stiamo provando un po' di raccontare queste bellissime storie. E speriamo che facciamo anche 2 o 3 risate durante la puntata, speriamo. Allora vogliamo rilassare. No, onestamente, vedo sempre di più che i demographics praticamente del podcast sono 50% Stati Uniti e 50% Italia. E allora per quello, quando ho visto che c'erano tanto audience qui in Italia, ho cominciato di fare una puntata al mese in lingua italiana. Adesso siamo più o meno metà metà, 2-2. E allora la lingua italiana è molto importante. In più è molto divertente sentirmi sbagliare tutte le cose in italiano. Idem per me. Esatto, però io sono il peggio di tutto, sicuramente. Ma comunque. Quanti anni è che sei in Italia, Wayne? Sono residente in Italia da adesso, in questo momento, 20 anni. Sono arrivato come residente nel marzo di 2002. Allora 20 anni fa esattamente. Quindi la trasmissione in italiano ti aiuterà a migliorare le sfumature in italiano. Si spera. Ne sono convinta. Sì, devo fare un shout out del mio, anche io ho una maestra che mi aiuta, un po' di tempo che non facciamo lezioni, di Raffaella Grasselli, che mi aiuta spesso con soprattutto la grammatica, che per me è molto È difficile. un incubo, Wayne, è un incubo la grammatica. Io ho sofferto quando ero piccola. Veramente? Ho sofferto tantissimo. Più Con che la grammatica? Assolutamente, sì. Wow. Comunque volevo dirti, per ridere e scherzare un po', ti racconto un piccolo segreto. È il mio primo podcast, questo che registro. Ok. E tra l'altro sono terrorizzata di parlare sopra mia mamma o sopra di te. Quindi non so quando intervenire. Vi guardo e quindi sono un attimo di tensione. Dico cosa dico, non dico. Guardo, vi guardo. No, quindi... no. Puoi intervenire quando vuoi. Ci sono altri podcast che dicono che non puoi parlare finché un'altra persona... No, si può andare sopra qui. Posso interrompere tutti, quindi? No, sto scherzando. Assolutamente. No, fa Natalie sempre. Ma è, cioè, l'idea, chiaramente, l'idea è anche l'ambiente, molto di casa, quindi speriamo che viene come una conversazione naturale. Cioè, Possiamo anche bisticciare allora, mamma-figlia è normale, no? Sì, anche. Così crea un po' di autenticità, parola difficile. Bravissima. Ecco. Bene. Allora, torniamo del discorso della serata, dell'azienda. No, allora darci un po' di storie di quando è cominciato, tutte queste cose che secondo me dobbiamo dare un po' di dimensioni dell'azienda. Allora, darci un po' di quando è cominciato e chi è stato. Serena? Allora, l'azienda è stata fondata nel 1930, quindi abbiamo superato i 90 anni, che per noi è stato un traguardo molto importante e che purtroppo abbiamo festeggiato in concomitanza del Covid, che però ci ha fatto anche capire l'importanza che ha l'azienda per noi, i traguardi raggiunti, perché 90 anni di azienda vuol dire 90 anni di traguardi raggiunti, di ostacoli e di tante prove superate. Quindi arrivare in un momento storico come questo a voler festeggiare, ma anche a non riuscire a farlo pienamente, perché purtroppo è successo quello che è successo, ci ha fatto veramente prendere coscienza di tutte queste pietre che sono state praticamente messe giù sulla strada, che speriamo sia ancora appunto molto lunga. Ok. Io sono appunto la 4ª generazione e la mamma assieme al papà, lo zio e la zia sono la 3ª e hanno fatto veramente molto. Prima di noi c'era mio nonno Adelchi e prima ancora appunto Daniele che l'ha fondata. Ok. E è sempre stata un'azienda basata sul vino o come tante storie in Friuli c'era all'inizio un tipo di misto agricoltura e dopo a un certo punto ha cambiato focus e dire ok, adesso facciamo solo vino? Daniele era un mezzadro, quindi abitava già a Dolegna del Coglio nella nostra casa, dove abitiamo ancora noi, e lavorava per conto di. La produzione del vino era già presente. Tu sai che negli anni 30, in quel periodo, il vino era considerato alimento ancora, Certo. era forza lavoro per andare nel bosco, no? Per fare i lavori in campagna.
Però già circostante alla casa che ha comprato c'erano delle vigne. Quindi diciamo che lui è il vignaiolo, no? È il capostipite che ha varcato la porta della sua casa con lo spirito diverso. Prima lavorava per conto di e quindi si sentiva quasi una persona, un intruso, ma dal 1930 lui diventa proprio orgoglioso di varcare quella porta e di dire sono proprietario. Non dimentichiamo che lui ha firmato un accordo, ha dato una parola, una promessa quindi di acquisto nel 1929. Il 1929 poi è considerato l'anno terribile, no? La depressione dell'America arriva in Italia, crea la svalutazione, quindi l'accordo che lui aveva siglato per un importo economico affrontabile dal punto di vista suo personale, con i suoi progetti e tutto, diventa un debito enorme, diventa una montagna. Però lui che cosa ha fatto? Intanto la parola data era sacra in quel periodo, quindi lui ha fatto il possibile per mantenere l'impegno che aveva preso. E il 6 febbraio 1930 firma l'atto di acquisto, però facendo prima un accordo con la famiglia, chiedendo aiuto alla famiglia. E questo è un qualcosa di molto importante, perché in occasione della celebrazione dei nostri 90 anni noi ci siamo immedesimati nella sua difficoltà e noi abbiamo affrontato la nostra difficoltà. E il ragionamento che abbiamo fatto all'interno della famiglia è questo: se nella famiglia venica, se ci muoviamo come famiglia nell'ambito del mondo, dell'umanità, anche noi potremo superare la difficoltà di Covid, però bisogna ragionare tutti insieme. Quindi adesso è una famiglia globale, è il mondo. Negli anni 30 c'era la famiglia col nome Venica, adesso c'è una famiglia che si chiama umanità, che si chiama mondo, persone del mondo. Quindi l'insegnamento che ci ha dato è un insegnamento tuttora valido, anzi, forse più che mai abbiamo bisogno di seguire questo messaggio e questo esempio. Sì, è molto importante. Poi arriva sempre nel 1930, oltre ad avere l'orgoglio dell'acquisto, arriva il figlio maschio. E tu sai che la tradizione dell'epoca era di lasciare la casa al figlio maschio che eredita la casa e poi ha altri 2 figli. Il figlio maschio nel 1930, d'accordo, cresce giorno dopo giorno, ma che cosa vive? Vive la seconda guerra mondiale. Seconda guerra mondiale che porta soprattutto negli ambienti di confine tanta povertà, maggior povertà. Alla fine della guerra, dal 45 al 48, soprattutto nelle terre di confine come la nostra, no? Perché noi siamo, tu sai, al confine con la Slovenia, la gente migrava, quindi il territorio si è spopolato. Adelchi fa una scelta importante, decide di restare in famiglia, decide di fare una sua famiglia e per questo io lo considero una sentinella del territorio. Tiene vivo una realtà territoriale che effettivamente si stava disgregando. Tu devi sapere che Dolegna del Coglio è il paese più esteso in provincia di Gorizia, quindi della denominazione Coglio. Però in totale contiamo tuttora 360 abitanti, quindi puoi capire il grado di spopolamento che si è verificato all'interno della nostra realtà territoriale. Da sentinella del territorio diventa una persona estremamente, io dico lungimirante. Lui pensa a tenere viva la terra e a creare benessere alla propria famiglia. Continua a produrre vino, però capisce che i tempi stanno cambiando e quindi quando arrivano in azienda i 2 figli maschi, soprattutto quando arriva la loro possibilità di entrare dal punto di vista lavorativo in azienda, lui è molto contento di passare il testimone, anzi quasi impone a Gianni, il primogenito, mio marito e quindi papà di Serena, di entrare in azienda a 21 anni. Perché? Perché nel 76 Gianni si era diplomato enottecnico a Cividale, aveva imparato a scuola 2 insegnamenti estremamente importanti. La vinificazione in bianco introdotta da Schioppetto, quindi la rivoluzione del mondo del vino bianco e del vino friulano che poi lo ha fatto diventare leader nel mondo, no? Perché tu sai che adesso i vini del Friuli Venezia Giulia e del Coglio sono dei vini portavoce, bandiera per quanto riguarda la produzione di vini bianchi, però abbiamo imparato anche un'altra cosa, le nozioni commerciali.
Quindi da vino in damigiana, che veniva venduto da Daniele e da Adelchi, Gianni che cosa pensa? Pensa subito di mettere il vino in bottiglia, di valorizzare quindi la produzione della famiglia venica e di portare a casa una maggior remunerazione, ma soprattutto un'immagine, perché prima era sempre il vino dell'oste, il vino del ristoratore. Adesso era la bottiglia venica che circolava sui tavoli delle osterie e sui tavoli del ristorante. Quando è successo questo? Nel 1977. Sì. Gianni si diploma enottecnico nel 76. Nel 77 fa la prima vendemmia e porta e mette il vino in bottiglia. Wow. Si fa aiutare dal fratello piccolo, Gianni 21 anni, Giorgio ne aveva 16, eppure insieme iniziano l'avventura. E io dico che si sono tenuti per mano, sono cresciuti insieme non solo con lo spirito di essere fratelli, ma soprattutto con lo spirito di costruire un percorso, un nuovo percorso della famiglia venica. Questa è un po' la storia, poi tu sai, conosci. Si vede Gianni anche e nel Giorgio. nome che si chiama Esatto. Venica e Venica, no? Allora stiamo parlando di due fratelli che Appunto, ovviamente l'unione. sono uniti, allora non è solo una persona che comanda, che si vede che ci sono due subito dal nome dell'azienda. Com'era il commercio del vino nel 1977 quando si è cominciato di imbottigliare? Cos'erano le sfide per andare fuori perché ha parlato anche del commercio, di Allora, andare fuori nel sì. mercato a vendere bottiglie? Allora, facendo presente che io sono arrivata in azienda nell'88-89, quindi Ok. in tempi dove il grosso, cioè l'immagine del vino Venica in bottiglia era già stata creata, Ok. da Gianni, no? Senz'altro nel 77 ha dovuto affrontare varie difficoltà. In primis, un ragazzo giovane. Il mondo del vino del Friuli Venezia Giulia era sì era considerato un risveglio, ma era depositato nelle mani di poche persone. Schioppetto, Attem, Scollavini, le famiglie Felluga, i due Esatto. Felluga, quindi Angoris. Erano Era un click i abbastanza grandi piccola. personaggi del mondo del vino. Quindi Ah, arrivare, quando Gianni è arrivato a 21 anni, ha dovuto confrontarsi con delle persone più grandi ed era sempre l'ultimo arrivato. Questo Gianni se lo ricorda, ecco. Papà infatti racconta sempre, quando racconta, che le prime volte, una delle prime vendite che ha fatto era una Trieste e una Lignano, mi sembra, e cosa accadeva? Lui prendeva, andava in questa occasione qua, è andato a Lignano con un suo amico, un suo carissimo amico, e andava al ristorante in ristorante, albergo in albergo con le bottiglie per farle assaggiare. E tantissimi non lo consideravano, lo mandavano via perché appunto erano abituati ai nomi più importanti. wow. E quella volta era andato all'Hotel Marine, se non ricordo male, infatti aveva fatto la sua prima vendita ed era tornato a casa comunque emozionato perché dopo tutta la giornata in Bello. giro, di porta in porta a far promuovere i suoi vini, ma non volevano neanche assaggiarli, quindi lui comunque aveva tanta energia, tanta volontà, tanta voglia di fare, però si trovava appunto in difficoltà, messo un po' da parte. Quindi riuscire a fare una vendita e poi entrare su Lignano in un albergo come l'Hotel Marine, che quella volta era tra i più belli ancora ad oggi, ma sicuramente quella volta aveva un fascino ancora maggiore, è stato un grande traguardo per lui, perché era giovane e aveva tanta voglia di fare. Cioè, deve essere una grandissima emozione fare Sì, quella ma ancora ad oggi prima vendita, lo dice no? Così, emozionato ancora quando si queste ferma quell'ordine, e sì, finalmente l'abbiamo fatto, l'abbiamo venduto il nostro prodotto. Poi il mercato interno e quindi il mercato nazionale aveva sempre la problematica, no? Azienda nuova, non conosciuta, e è stato per lui più facile rivolgersi all'estero. Tant'è Ah, vero che negli Stati Uniti noi abbiamo avuto il primo grande riconoscimento. Nel 1984 lui ha preso una medaglia d'argento sul Pinot Grigio. Quindi dove? negli Stati Uniti. Ah sì, cosa Ecco. California, qualcosa così, o un No, wine era festival? lì l'importatore. Io sinceramente in questo non mi Ok. ricordo la location, perché era un importatore di origine tedesca Mhm. che chiaramente si era trasferito negli Stati Uniti e aveva creato la sua realtà commerciale e importava vini dall'Italia. E quindi il primo riconoscimento importante l'ha avuto
negli Stati Uniti. 84. Nell'84. Wow. Poi il mondo del vino anche qui si è un po' sdoganato, come si suol dire, è diventato il vino sempre di più diventava un po' status symbol, cominciava a venire apprezzato per quello che rappresenta adesso, Mhm. la qualità in bottiglia e la qualità del Made in Italy. E piano piano ha cominciato la rete commerciale. Non era facile. Devo dire che le guide, dall'88 in poi, quando sono apparse le prime guide del vino, hanno aiutato un po' il mondo del vino. Certo. In maniera forse errata, la guida è stata presa come una comunicazione, come un libro di approfondimento. Questo è stato fatto un errore da parte di tutti. La guida, secondo me, è corretto che venga percepito come analisi di degustazione, quindi buono o non buono, o quantomeno espressione di un territorio o non espressione di un territorio, espressione del vitigno o non espressione del vitigno. Quindi la qualità del mondo del vino è cresciuto enormemente, assieme anche alla qualità richiesta da parte del consumatore. Però le guide hanno aiutato, quindi i primi 3 bicchieri su Gambero Rosso con la produzione del Sauvignon 88 per noi è stato veramente un grande riconoscimento. E da lì è stato un po' più facile. Poi sono arrivata anch'io a dare un aiuto, perché Giorgio, mio cognato, è impegnato esclusivamente nella produzione, quindi lavora in vigneto e in cantina. Gianni seguiva il ristorante, perché nell'azienda tu sai che c'era anche un ristorante aperto. C'era. Sì, c'era, non c'è più, è questo stato non sapevo. dal 77 al 96 c'è stato un ristorante aperto. Sono arrivato Ecco. un anno troppo tardi, sono Vedi che tu arrivato a non sapevi. 98. E quindi io sono arrivata a dare un aiuto dal punto di vista commerciale Ok. a Gianni, perché non si può fare tutto. Siamo consapevoli che ormai il mondo del vino è un mondo estremamente complesso e richiede tanta conoscenza in tutti i settori. Mm. E quindi poi, giorno dopo giorno, siamo arrivati ad essere quelli che siamo oggi. Una famiglia, la famiglia Venica e Venica ad Olegna del Coglio, che è diventata portavoce di un territorio, il Coglio, del Friuli Venezia Giulia, ma ha mantenuto sempre l'attenzione sull'importanza della famiglia, della gestione e della conduzione all'interno di un gruppo che è la famiglia. E poi diventiamo ambasciatori nel mondo attraverso i vini bianchi Infatti, della nostra realtà. Ti racconti una storia, perché quando ho fatto sommelier a New York, che ho lavorato per il gruppo Bastianac, una delle cose che abbiamo fatto quando quando l'hanno cominciato di aprire diversi ristoranti, c'era Felidia, c'era Becco, c'era Esca, e quella volta lì si chiamava Frico Bar, e c'era un'altra, forse siamo stati solo in 3. Comunque, invece di ogni ristorante comprare i suoi vini, l'abbiamo cominciato una volta al mese, stare insieme, prendere tutti i campioni, stare insieme, tutti i sommelier insieme, assaggiare tutti i campioni insieme. In questo modo, se c'era qualcosa molto molto buono, diciamo ok, facciamo un tipo di deal, compriamo, non lo so, non 10 e 10, ma compriamo 50 o 60 casse e lo dividiamo. In questo modo abbiamo un po' di leverage sul prezzo. No, questa è stata la cosa. E io ricordo la prima volta che ho visto Venica, è arrivato, se io ricordo bene, era Pinot Grigio o forse secondo me era Friulano, con i bicchieri giallo, Sì, no? Friulano. Sull'etichetta il Friulano. E io ricordo che tutti noi siamo stati innamorati. Io ricordo che Joe anche è stato innamorato con il vino. Ha detto, ok, adesso chiamiamo e vedere quanti bottiglie ce l'hanno completamente in New York e lo compriamo tutto. Lui voleva fare proprio l'esclusiva su questo vino. Allora hanno sentito, ma ci sono 120 casse o 70 casse. E lui ha detto, ok, che prezzo ci dà se compriamo tutto? Però hanno chiesto, hanno detto no, non vogliono che un solo gruppo di ristoranti hanno l'esclusiva delle nostre. Allora siete stati molto intelligenti. In questo modo hai fatto più piazzamenti, in questo modo più persone potevano, però l'abbiamo comprato comunque qualcosa. Grazie. No, ma io ricordo molto bene quella degustazione, che è la mia prima esperienza con Venica. Io ricordo molto molto bene. Posso vedere ancora la bottiglia. Ti ricordi tutto?
Non tutto, no. Io non posso ricordare neanche cosa ho mangiato per pranzo, però questo io ricordo. Allora ci fa molto piacere. Le belle memorie, le belle cose si ricorda molto, molto bene. E allora questo è stato molto bene per me. È stato più dopo che ho cominciato di anche scoprire i vini cru con cui parliamo un po' di più questa sera. Però volevo chiedere anche, Dolegna è un posto più, per le persone che non conoscono, Dolegna è proprio sulla confine, ma si può lanciare un sasso, cade in Slovenia praticamente, no? Esatto. Il telefono prende sloveno. Sì, esatto. Comunque, questo piccolo angolo del Coglio, raccontaci un po' che cos'è speciale di questa zona, perché è una zona speciale, la Dolegna. Secondo me, innanzitutto è il comune più esteso del Coglio, come dicevo prima. Dai, di questo non Ecco, è il sapevo. più grande. Poi è caratterizzato dalla presenza di 7 frazioni, 7 chiese, 7 cimiteri. Quindi, la bellezza di questa realtà territoriale è questa. 7 comuni, 7 frazioni, 7 identità. Tu conosci Dai. Rutars, conosci Scriò, conosci Questo fa tutto parte di ecco, Dolegna. fa parte tutto di Dolegna. Rutars e Scriò e Dolegna. Sì, Non Anche sapevo Vencò. questo. sì. Anche Vencò fa parte di Dolegna. Quindi capisci perché Il Ah, Bernico. ecco. Cosa? E anche Bernico. Bernico? Ok, Sì, questo ho ecco. capito. E ma questo non sapevo. E vedi. quindi abbiamo delle escursioni anche termiche estremamente importanti. Visto che tu hai parlato Rutars. Rutars è una realtà conosciuta molto nell'ambito della produzione vitivinicola, nella bellezza della collina di Rutars, no? Dalla bellezza ambientale. C'è poi il castello di Trussio in questa zona. E quindi i nostri vini, secondo me, hanno delle sfumature diverse a seconda del vigneto dove si trova proprio la nostra produzione, no? Del nostro vitigno. E anzi, devo dire che la Venica in questi anni ha lavorato molto per individuare il sito, no? I posti adatti, l'esposizione adatta a un vitigno anziché a un altro. Quindi Dolegna ci ha permesso di fare questo grande lavoro di ricerca all'interno della nostra realtà territoriale e di trovare delle espressioni che sono delle espressioni importanti. Ne parleremo dopo nel vino e ti racconterò un altro aneddoto. Però quindi Dolegna ha questa particolarità: grandi escursioni termiche. La Ponca, lo sappiamo, è un po' la realtà territoriale. Sotto lo strato fertile del vigneto troviamo queste sedimentazioni di marne e arenarie, quindi di 50 milioni di anni fa, queste sedimentazioni di un fondo marino. La ricchezza della Ponca è proprio la ricchezza e la mineralità, la ricchezza dei sali, no? Che hanno contribuito a rendere famosi i nostri vini nel mondo per la struttura, per la sapidità, no? E poi cosa c'è di bello? C'è ancora di bello che in ogni caso le colline hanno l'influenza delle brezze. Le brezze marine arrivano da noi. Il mare a 40 chilometri davanti, il golfo davanti a noi, porta le influenze benefiche e queste brezze rendono il clima estremamente variegato. E altra cosa secondo me molto importante, la presenza di tanto bosco. Le nostre Venica stessa ha 90 ettari di proprietà, di cui 40 sono vigneto e 50 boschi. Per far capire che il vigneto è qualcosa che entra dentro il bosco o il bosco esce nel vigneto. Ed è questa la grande ricchezza del territorio, ricchezza che poi troviamo all'interno della complessità e delle differenze olfattive e nelle sfumature, oserei dire, olfattive all'interno del nostro bicchiere. Questa è Dolegna, tutte queste cose. Ho sempre descritto Dolegna di essere quel piccolo angolo di Coglio, perché siete più verso ovest, più c'è quella piccola coda che va verso il nord, che praticamente dall'altra parte del fiume ce l'hai. Abbiamo lo Iudrio. I Colli orientali, e dopo Colli proprio orientali. Prepoto, no? Esatto. Allora è una zona, ho sempre detto che Dolegna è speciale perché ha questo clima un po' più fresca, almeno c'è più escursione termica, più freddo di sera, più caldo di giorno. E in questo modo hai questo sviluppo di aromi e di complessità, forse oltre quello che solitamente quando vai verso Cormons e San Floriano hai più muscolo, hai più potenza, però qui si trova un'eleganza che per me è sempre stato un
un stampo della zona di Coglio, Ho una di domanda. di Lorena. Dimmi. Quindi più variabile la clima e la zona. No, più variazione di temperatura. Temperatura. Allora, più variazioni di temperatura vuol dire che produce un vino più, cioè più strutturato, più interessante, più, Volete descrivere, più? volete spiegare a... Qui il più sta nella carica aromatica e nell'acidità. La struttura sta nel territorio, nella ponca, no? Il vino quasi, io dico, muscoloso, no? Perché Mhm. effettivamente ed è una connotazione di tutti i vini del Coglio. La differenza sta invece nella carica aromatica e nell'acidità. Quindi questo bel connubio fra acidità, carica aromatica e sapidità dovuta alla ponca rende questo vino speciale, ma nell'ambito dell'eleganza, quindi molte sfumature appunto che sono verdi all'inizio e poi diventano sfumature di frutta matura, ma rimane sempre una bellissima acidità. E questa è la grande caratteristica dei vini del Coglio, che li rende apprezzabili da subito, ma poi li fa diventare estremamente longevi, no? E questa mineralità poi si evolve con dei profumi terziari che richiamano delle note che noi troviamo nei Riesling, anche nei vini austriaci, Sì, ed quella è questa sensazione di la idrocarburi, sensazione, no? ecco, è un Sì. po' questa. È la caratteristica più simile, cioè che troviamo più a Dolegna del Coglio che non in altre espressioni territoriali del Coglio. Sì, aiuta tantissimo di tenere una freschezza, perché hai delle note dove il vigneto può anche riposare, no? E può conservare questi aromi primari. Allora, quando hai una giornata calda, soleggiante, si sviluppa la maturità della frutta. Durante la notte la pianta può un po' respirare questa aria fresca che in questo modo non si brucia tutte queste sostanze molto delicate, no? Quindi non ci sono dei sassi sotto come nella Grave, per esempio, se capisco. Io sono un studente del primo grado del mondo del vino e solo in Friuli, e vedo anche solo in Friuli quanto complesso è, no? Mm. Quindi sì, non ci sono delle pietre, dei sassolini nella ponca, no? No, Sì. non ci sono i sassi, ma si genera un flysch dalla disgregazione della ponca, no? Di questa sedimentazione che con gli agenti atmosferici e con l'apparato radicale si sgretola, perché quando si fanno i rimodellamenti morfologici per rifare un vigneto o per mettere in uno sbancamento, si trovano dei grandi massi, ma la visione è grande masso, mentre è un compattamento di sedimentazioni rocciose che a seconda del luogo sono più o meno grandi. Poi intervenendo nel fare il rimodellamento o per modificare proprio o per fare un nuovo impianto o quant'altro, si asportano dal vigneto e possono essere più o meno grandi, ecco Sì, sì. questo. Però la caratteristica non è il ciottolo, ecco, delle gravi. Il ciottolo lo trovi a ridosso dello Iudrio, ecco, lo Iudrio Sì. chiaramente apporta al vigneto circostante del fondovalle, apporta Avete anche i l'apporto. vigneti di quella zona lì, vicino al Abbiamo fiume? dei vigneti vicino al fiume, sempre nella nostra parte, nella zona dove noi produciamo Perilla, dove produciamo i vini rossi. Ah, Ecco, c'è ok, qualcosa. Quindi il fondovalle è dedicato, zona un po' più calda, ai vini rossi, no? capisco. La collina, invece, dove c'è la forte escursione termica, a seconda appunto dell'individuazione del sito, è dovuta ai vini bianchi. Poi per quanto riguarda i vitigni aromatici, vai a scegliere delle esposizioni dove c'è una lenta maturazione delle uve, quindi si privilegia delle esposizioni a nord-ovest, insomma cerchi, chiaro, è il lavoro del vignaiolo. La natura ci ha dato il sito, ci ha dato l'ambiente, le viti ci sono, quindi gli apparati radicali, i Mm, porti innesti è qualcosa che in ogni caso ci siamo trovati, oltre alle viti selvatiche, però tutto lo studio che è stato fatto dai vivaisti, e quindi sappiamo che Rauscedo è il vivaismo più importante nel mondo, no? Per mm, quanto riguarda anche poi ti racconterò per il Sauvignon anche ok, qualcos'altro, e quindi dalla combinazione di ambiente, ricerca scientifica, insomma ricerca
fatta dal vivaismo, Mhm. noi abbiamo come vignaioli l'obbligo di conoscere la nostra terra e conoscere il materiale genetico con cui andiamo a lavorare della vite, e dobbiamo individuare i siti. Questo, e io dico, è un dovere alla nostra terra e alla produzione del Made in Italy. E ci stiamo riuscendo, no? Tu Bello. vedi Assolutamente. la grande tensione che c'è nel mondo per i vitigni antichi, per i vitigni autoctoni, perché appunto è un grande patrimonio che dobbiamo tutelare. Bello, bello. Io volevo chiedere una domanda da Serena, ma prima che chiedo a te, voglio fare una domanda a te, Ornella, perché ehm, dove l'hai studiato tutte queste cose? Questa è una cosa che è venuta con l'esperienza in Infatti cantina? sto imparando un sacco di cose. Esatto. Mi sta Glielo chiedo spiegando in un sempre anche modo io molto dove ho trovato chiaro. tutte queste informazioni. Cosa? Glielo chiedo sempre anche io, ma tu dove hai Ah, imparato tutto quanto nel tempo? ma è Ehm, una cosa di esperienza o hai studiato queste Non ho cose? studiato niente. Ok, Devo dire che ho avuto 2 grandi maestri, ok, Gianni e Giorgio. ok. Venivo da un mondo anche professionale diverso. Il fatto di trovarmi a contatto con la natura, di trovarmi a instaurare dei rapporti con le persone, mi ha reso tutto più facile. Mi ha fatto venir voglia di, carpire quasi, i segreti che sentivo raccontare dai vignaioli, capire le storie e farle mie. E quindi è venuto giorno dopo giorno la voglia adesso di raccontare quelle emozioni che mi hanno che mi hanno colpito, quelle emozioni che mi han fatto capire che essere vignaioli è, veramente, una grande professione, se la vogliamo così. Il contadino ha veramente, la capacità di mantenere vivo un territorio, è la prima famiglia e, senza un contadino non ci sarebbe la vita, non ci sarebbe la terra come la immaginiamo oggi, senza la coltivazione. Abbiamo però anche un altro obbligo, di tutelare questo ambiente in cui lavoriamo, di fare in modo che diventi un ambiente, gratificante anche per i nostri figli. Le condizioni climatiche Mi fa stiamo sentire emozionata. Le tue parole sono molto belle Sì, e sì. molto Gra- vere, si vede che magari, anche perché, se non ho capito male, hai sposato il Sì, vignaiolo, giusto? esatto. Però è come è entrata anche nel tuo sangue. Esa E quindi e tu e la domanda di Wayne, giusto? Cioè, sì, mi sento, stai dicendo una cosa che purtroppo tanti hanno dimenticato, cioè, io vengo di una città grande, adesso vediamo il mondo che sta cercando di tornare alla natura, no, perché la pianeta sta soffrendo, eccetera, eccetera. È il rispetto di base del mondo di dove venite voi, no, esatto, vignaioli, e comunque hai un modo molto, how do you say, eloquente, non so la parola giusta, ma Sì, sì. anche mi ha aiutato a capire tante cose in poco tempo. Ah, adesso hai capito perché è l'ho il Seriously? racconto. Poi Hai capito perché non parlo? Io sto zitta perché No, adesso faremo parlare Serena, No, però, ma infatti voi sì. ancora Però una cosa. ovviamente Ornella è una grandissima comunicatrice. Ancora una cosa, Molto. mi fa piacere comunicarlo all'interno di questo momento di racconti, no, oggi parliamo di storytelling, termine inglese, e si usano tantissimi termini inglesi anche nella lingua italiana, che trovo, dico la verità, sbagliato, perché io sono orgogliosa di essere italiana e desidero fare in modo che parlare in italiano e che non venga persa la bellezza di questa lingua, Sono ecco. d'accordo. E adesso si parla di storytelling, io parlo di storie, di racconti. Tutte le famiglie una volta si raccontavano le storie, le persone si trovavano, andavano in osteria, si trovavano sull'uscio della porta di casa e passavano il tempo raccontandosi le È le vero. storie di vita quotidiana. Non c'era televisione, non c'era iPhone e non c'erano altri, chiaramente, mezzi di divertimento. Le persone si trovavano e erano orgogliosi di stare insieme e di raccontarsi le storie. Sì. Io, quando sono arrivata in famiglia venica, ho detto: "Ma perché non devo raccontare questa, vita, la vita quotidiana della nostra realtà?" E quindi ho raccontato quello che accadeva ogni giorno, le storie della famiglia Bello. venica, le storie. E questo oggi stiamo facendo ancora. Anzi, oggi è diventato di moda, si parla di storytelling. Ma Assolutamente. l'abbiamo Ma sempre fatto, i nostri nonni l'hanno sempre fatto. E io adesso posso ricordare che, e secondo me questo è vero per qualsiasi famiglia, no? Che
certi momenti più belli che hai con un nonno, un madre, un padre, un nonna, qualcosa. E quei momenti quando stai un po' insieme, un momento forse un po' Intimo. intimo, e si racconta un po' le storie. Ah, il tuo bisnonno ha fatto questo, o quando ero piccolo abbiamo fatto questo. Io ho delle grandissime memorie che sono stato proprio lì nel salotto con mia madre, che mi ha raccontato le storie quando lei era piccola, perché lei ha cresciuto nella miseria dei 1930. Però storie bellissime, bellissime. Allora questo fa... È perché sono vere, questa è la bellezza. Esatto, è una storia vera. Ma Allora, Serena, il tuo ruolo dentro l'azienda, cosa fai? Sicuramente non parlo tanto, no, sto scherzando, io parlo tantissimo, ma allora io faccio una cosa molto diversa. Di base io mi occupo del controllo e gestione, ma in Ok, realtà non è solo questo, perché io faccio tante cose, sono un po' il supporto a mio papà in tutto quello che serve, quindi che sia anche mandare un'email o che sia aiutarlo a coordinarsi con fornitori o comunque, occuparmi di rapporti con un po' con tutto quello che gira all'interno dell'azienda. E poi io di base appunto ho avuto sempre questa passione per il controllo e gestione, ho cercato negli ultimi 3, 4 anni, principalmente, di cercare di innovare, l'azienda anche da questo punto di vista. Quindi appena mi son laureata io un desiderio grande di papà era, chiudere l'IVA internamente, ad esempio. scusami? Chiudere l'IVA internamente, quindi tutti gli adempimenti fiscali portarli Oh, internamente. ok, Però per far questo serve una struttura. Quindi cos'è che ho avuto la brillante idea di fare? Cambiare il gestionale aziendale. Non l'avessi mai fatto, anni e anni di problemi, di drammi, di fastidi. Però devo dirti che stanno ripagando tanto come cosa, perché abbiam bello. fatto tanti passi in avanti su cose anche molto semplici, però ti agevolano passo dopo passo, in un mondo che adesso è molto complesso e ogni cosa è difficile, ma veramente ogni cosa è tanto difficile in ufficio, Mhm. avere uno strumento che ti agevola aiuta molto e permette a me di anche di imparare, quella sensibilità che ha mio papà. Lui quando si parla di numeri io faccio report, faccio tutto e lui vede un report e mi fa: "Ma qua non mi torna qualcosa?" Io: "No, ma guarda, ti ho spiegato, ho fatto, ho controllato", e siccome insiste, torno a controllare e ha ragione lui. Wow. Ha sempre ragione Eh, lui. È c'è un, frustrante c'è come cosa. un po' di intuizione, Lui è no? un grandissimo imprenditore, lui sente i numeri, sente infatti è le l'occhio, cose. cioè An annusa. Sì, sì, Esatto. anni di esperienza, cose che io spero con gli anni di imparare a sentire, però fino ad allora io ho gli strumenti per poter avere dei numeri sui quali prendere decisioni. Quindi, il suo definiamolo così, il sua sensazione, io cerco di portarla in numeri e poi confrontarci. In questo Ok, modo lui ha una visione più completa di tante cose, perché giustamente la sensazione arriva fino a un certo punto e quindi ha più coscienza di certi numeri che possono essere costi, ricavi, ma anche dove andare a ridurre determinati impatti, quindi a 360 gradi, però permette a me di imparare e esatto. capire anche dove lui pensa che ci sia un errore, qualcosa col tempo, perché, io non posso sbagliare, nel senso che, sono giovane, sono in azienda, ma ho tante cose da fare. Il mondo è molto veloce, molto cambiato da quello che mi raccontano loro. E quindi sbagliare adesso ti fai male, devi essere più preciso, più preparato, più attento in tutto quanto. Mm, Quindi questo è stato un po' è un po' il mio compito. Poi mi sto avvicinando sempre di più al commerciale con la mamma. ok. Italia, Svizzera e Germania sono un po' i mercati di riferimento. Non parlo bene quanto lei, spero un giorno di arrivare, ma ho Ma visto che quando parlava voi la guardavate con sicuramente 2 occhi. quando lei ha cominciato non ha parlato, sì, come adesso. Allora Vero, questa è una cosa vero. che viene con del tempo, dell'esperienza. Magari un insieme di cose e nonostante che non so se, lavorate più con l'estero, non so i dettagli esattamente del No, il mercato principale è comunque l'Italia, con Ok, oltre il 60%, sì. e in ok. Italia ci sono delle regioni più o meno? Friuli sicuramente, poi viene A Lombardia, parte Lazio. L'area Nielsen, no, tutto il nord Italia, Ah, poi chiaramente le grandi città sono importanti, però anche qui, non dipende solo dal territorio e dal consumatore, dipende anche dalla persona che è il tuo portavoce.
Noi lavoriamo con gli agenti e dipende anche dalla bravura della gente di saper comunicare. Ecco perché noi poi abbiamo fatto uno strumento di racconti, quindi è un bilancio di sostenibilità, un bilancio dove ci raccontiamo a 360 gradi, dal punto di vista ambientale, sociale, dal punto di vista poi economico, perché la formazione è importante, quindi il fatto di coinvolgere le persone, di fare i racconti che sono uguali per tutti, poi dipende però dal come uno li trasmette. La Beh, sensibilità è infatti adesso, importante. vedendo un momento questo anche io, il Sustainability Report, che parla della cantina nel sua totalità, è anche strumento per uno per imparare il mondo del vino, cioè Esa dai tutti aspetti, no, quindi L'ho voluto fortemente perché, desideravo raccontare in maniera univoca la nostra realtà. In questa maniera riusciamo a rendere credibile, no, tu parlavi di pilastri, e semplicemente la qualità io, dico, è nel bicchiere e al giorno d'oggi è doverosa, è obbligatoria la qualità dentro il bicchiere. Le sfumature poi dipendono dalla sensibilità del maestro di cantina, però la qualità ci deve essere. Ma tutto il mondo che c'è intorno, parlavi di enoturismo, noi lo dobbiamo raccontare la nostra terra, raccontare però anche cosa facciamo per la nostra terra, in che maniera lo facciamo e soprattutto essere credibili. La credibilità, di 32 anni, io parlo di 32 anni, ma di Gianni e Giorgia che dal 77 passa attraverso una qualità che c'è stata sempre all'interno del bicchiere, tenendo chiaramente in considerazione le variazioni delle realtà, delle stagioni, delle annate, del caldo, del freddo, della siccità, della Certo. grandine o meno, e poi passa anche per, il modo di raccontarsi, il modo di proporsi e, soprattutto del non sentirsi mai arrivati. Abbiamo sempre una curva, da dover affrontare e dietro la curva non sappiamo cosa c'è, se la Ok. strada è dritta, se ci sono delle difficoltà e dobbiamo sempre essere con lo stato d'animo di voler raggiungere dei traguardi, ma il traguardo non lo raggiungeremo mai, siamo consapevoli che il traguardo è soprattutto uno, dal punto di vista ambientale, passare questa realtà territoriale che per noi è bellissima, integra i nostri figli e dobbiamo lavorare per questo. La qualità c'è, ma dobbiamo mantenere l'ambiente Certo. per loro. Quindi noi Ah, siamo cioè abbiamo in mano un qualcosa che non è nostra, sì, siamo custodi, no, di siamo questa terra. custodi e dobbiamo passare in maniera integra questa Eh, questo testimone. Allora, questo libro che hai portato è una sustainability report. Allora, Sì. questo secondo me è molto bello perché è una trasparenza di cosa fate e della maniera di capire l'impatto ambientale dell'azienda, che ma vedo è che non importantissimo. mi Perché permetto. tante aziende non sono così Ma infatti trasparenti. nel 5-10 minuti che stavate parlando, che ho dato un occhio senza leggerlo chiaro, ehm, è anche 360 gradi, mi pare. Cioè, non solo il discorso della tecnica, no, cioè, Sì. ma anche, cioè, avete parlato anche delle impiegati, cioè, un po' Wow. tutto. La sostenibilità, che è una parola anche troppo Complessa. usato, c'è. Però, è una cosa che riguarda non solo il territorio, come uno lavoro, i prodotti che usi sulle piante, eccetera, Certo. ma anche come tratti gli impiegati, come lavorate tra di voi. Esatto. Mi permette di dire una cosa, Vai. riagganciandomi prima a quello che diceva mia mamma riguardo alle storie e quello che appunto, vuole anche essere bilancio di sostenibilità, quindi raccontare quello che accade giorno dopo giorno tramite una storia. Dato che, chi ci ascolta non ha idea di come sia il bilancio, quando si pensa a un bilancio di sostenibilità si pensa a numeri, grafici, dati. Mia mamma in questo caso ha tenuto particolarmente a creare un bilancio che raccontasse appunto le storie, ma anche con foto e anche con, testi molto semplici, perché tante volte il mondo del vino viene concepito come elitario, come lontano. Invece questo strumento serve a far capire in maniera semplice, ma non io uso il termine semplice come, positivo, perché, Non riesce a banale, ecco. esattamente, riesce a diminuire la distanza
tra chi produce e chi consuma, perché tante volte dicono, io sento tante volte in degustazioni, ma io non conosco, ma io non capisco, ma sono ignorante. Ma io dico, non è vero, perché già se iniziate a chiedermi e vi avvicinate e iniziate a capire cosa vi piace, non vi piace, i vostri gusti, è avvicinarsi. Certo. Ovviamente è un settore particolare che non tutti frequentano giorno dopo giorno, ma è un settore che tutti vedono nei momenti di piacere, sono a tavola, bevono un bicchiere, quindi è facile avvicinarsi e quindi bisogna anche ridurre la distanza che con le persone, e questo è lo strumento adatto, Ma perché è Bello. semplicissimo da leggere per chi non è del settore, ma chi è del settore può prendere spunti molto interessanti per capire il territorio e l'azienda. Ma infatti, come ti anche vi ho già detto prima, vedendo già questa cosa, già uno che non sa del vino può imparare da qui, perché è spiegato in un modo toccabile, come hai detto perfettamente, ridurre la distanza. Infatti vedo settimana dopo settimana e ogni volta che parliamo del vino con diverse persone, con Wayne, che c'è questa sbilanciamento, I don't know, imbalance, no, Sì. tra il mondo del sommelier e il suo ruolo, classico ruolo, e il fatto che, come mi dice Wayne sempre, non è una perfect science, non è una scienza perfetta, è anche molto soggettiva. Quando uno beve un Mh. bicchiere dell'esperienza, come dicevi anche prima, cioè quindi Servono entrambi i ruoli. Nella degustazione bisogna essere didattici, sì, pur tenendo conto sempre l'importanza dei sensi, quindi dell'olfatto, del gusto, e quindi questo è fondamentale, però bisogna essere anche didattici, no, rigorosi. Ci deve essere un metodo di degustazione. Nei racconti e nella produzione c'è c'è come L'emozione. no, soprattutto nella produzione c'è, la scienza, no, il tecnicismo del lavoro in cantina, le abitudini, invece le buone pratiche in vigneto, perché qui si parla di buone pratiche. Ovviamente. Ecco, nell'ambito, se andiamo negli imbottigliamenti, dobbiamo essere chiaramente rigorosi nel tecnicismo, nel rispetto, no, dell'imbottigliamento e quant'altro. La scienza ci ha aiutato tantissimo, la ricerca scientifica, però poi nell'ambito di tutto il resto i racconti li dobbiamo fare. Tutto questo è raccontato, e devo dire con orgoglio, racconta Consumer Lab, la racconti tu? L'emozione? Allora, praticamente siamo stati selezionati, senza aver fatto domanda, quindi, da Consumer Lab, e siamo stati considerati tra i migliori 40 bilanci su 800 bilanci in Italia, Wow. wow. ma di realtà, anche molto grandi. Quindi noi che siamo un'azienda, familiare, siamo piccoli in un panorama nazionale, siamo veramente molto, molto piccoli. Fare un bilancio che è riuscito ad arrivare, perché questo ci hanno detto, noi siamo arrivati al consumatore, trasmettendogli un qualcosa, per noi è stato veramente un orgoglio, Mh. indescrivibile, perché è quello che, importa a noi, essere, reali, essere noi, essere au non so come spiegarmi. Sicuramente mia mamma ha 1000 parole più adatte a dirlo, ma è, raccontare come siamo, realmente Sì. sulla carta, riuscendo a avere assolutamente o comunque del rigore e determinate pratiche e Riconosciuti dagli altri, sì, cioè sì, Sì. riconosciuti. esattamente. Sì. E Questo f per noi è e importante. soprattutto nel rispetto degli standard, perché tu sai Esattamente. bene che i bilanci di sostenibilità devono rispondere a delle regolamentazioni europee, che il GRI, il GBS, quindi ci sono proprio degli strumenti che indicano il percorso, come bisogna redigere. Quindi, e quando un professionista ti aiuta nel percorso della compilazione di un bilancio di sostenibilità, chiaramente il professionista non ci mette la sua firma, che Mh. ha collaborato, se non c'è la credibilità e il rigore scientifico. E soprattutto il bilancio di sostenibilità ci permette di ottemperare a una richiesta da parte della Comunità Europea, perché noi facciamo parte della comunità, che sarebbero gli obiettivi, i 17 goals. Io dico 17 obiettivi. Entro il 2030 dobbiamo raggiungere determinati traguardi, Mh. soprattutto nel rispetto, quindi la parità di genere, il rispetto dell'ambiente, l'attenzione al consumo dell'acqua, sono gli obiettivi. Ridurre l'emissione, tutto questo. E questi obiettivi sono fondamentali per il rispetto della specie umana e per fare in modo che questa terra rimanga
abitata. Allora, Se questo non- libro lo fate ogni anno o ogni 2 anni? L'abbiamo fatto ogni 2 anni adesso. Ogni 2 Noi anni. siamo stati nel 2019 la quarta azienda in Italia a redigerlo, perché è stato fatto in maniera volontaria, del mondo del vino, chiaramente. Gli Sì. altri 800, tu sai che è anche obbligatorio ai termini di legge per le grandi realtà che hanno delle responsabilità sociali e delle responsabilità di gestione. Le banche, le grandi aziende sono obbligate a farlo per legge. Il mondo del vino è uno strumento al quale ci siamo avvicinati gradualmente, lo stiamo facendo in maniera volontaria. Molto bello. Molto bello. Poi se qualcuno fosse curioso è anche sul nostro sito ed è visionabile e scaricabile il bilancio. Ah, ok. Assolutamente, quindi sì. Cos'è? Venica.it? o www.venica.it, esatto, sì. .it. Così finisce la prima parte di questa bella conversazione. Chiedo scusa ad Ornella e Serena Venica per la mancanza di pubblicazione di questa puntata. Prossima settimana, seconda parte, dove parliamo dei vini cru di azienda Venica a Venica.